Io credo che in questo momento Rovigo e soprattutto la Benz stia facendo cose molto importanti, perché si è data una struttura, ci sono dirigenti giovani che vengono dal mondo dello sport come il signor Scannavacca, ma sia i nostri dirigenti, il presidente e il vicepresidente, quindi Monesi, Rizzi, Volpe, stanno veramente facendo grandi cose. Questo è testimoniato anche da quanto si parla o comunque si comincia a parlare anche a livello medio-alto della società di Rovigo, che rimane in questo momento una società di B1 ambiziosa. C'è la volontà da parte della società e da parte di tutto il gruppo di ottenere risultati importanti. Siamo in una situazione un pochino di handicap, nel senso che la classifica in questo momento non è splendida, l'abbiamo rimediato un pochino ad alcune situazioni con gli ultimi 3 risultati, ma la strada è ancora impegnativa. Ma è palese che dietro tutto questo c'è la volontà di fare cose importanti. Credo che, e me lo testimoniano anche i giocatori arrivati dalla Serie A, credo che in questo momento l'aria che si respira per la pallavolo a Rovigo sia buona, nel senso c'è la voglia di fare qualcosa di importante qui. Il tempo che occorrerà per raggiungere risultati importanti oggettivamente è difficile. Arrivare a Rovigo dove i palloni non sono tondi e pensare di fare qualcosa di importante con una palla che non sia ovale. Noi abbiamo cominciato a lavorare con una palla che è un pochino diversa, una palla tonda e con delle donne, non con degli uomini. Ed è importante anche che in così poco tempo si sia creato un movimento anche a livello giovanile, con un'attenzione nei riguardi della pallavolo e della nostra società. Ci inorgoglisce, ci piace pensare che le ragazzine di Rovigo comincino a giocare a pallavolo, insomma di creare una cultura sportiva attorno alla pallavolo. Noi, io in particolar modo, abbiamo una responsabilità importante. Io l'ho già detto, la società in questo momento ha fatto più lei per la squadra di quanto noi abbiamo fatto per la società. Quindi noi siamo in debito, c'è un credito da parte della Benz nei confronti di staff e giocatrici. Cercheremo di colmare questo gap con le prossime partite, partendo già dalla prossima, da sabato a Scandicci. Ma adesso ci aspetta una partita importante. Noi abbiamo il ritorno di Coppa Italia in Toscana, in quel di Scandicci, con Scandicci qui con un po' di fortuna ma con molta volontà e con bravura da parte delle giocatrici siamo usciti da una situazione difficile, vincendo una partita importante 3-2 contro una squadra forte come Scandicci. Abbiamo il ritorno in casa loro, sappiamo che dobbiamo andare là e vincere, con qualsiasi risultato, ma dobbiamo vincere. Credo che sia nelle nostre possibilità, nelle nostre corde, sicuramente dovremo fare una partita buona. Tutto questo perché sulla nostra maglia in questo momento c'è il simbolo della Coppa Italia. È vero che l'anno scorso la Benz ha vinto la Coppa Italia in B2, ma vorremmo onorare il simbolo che abbiamo nella maglia cercando di arrivare alle finali di Coppa Italia. Per fare questo dobbiamo andare a vincere in Toscana, cosa difficile ma non impossibile.